Gli sposi promessi. Tomo II, capitolo 11. Introduce Simone Albonico. Université de Lausanne. Manzoni sceglie di sottolineare la conclusione del secondo tomo con una pausa della narrazione, che dà spazio a una digressione e intende creare un effetto di calcolata suspense. Il taglio particolare del capitolo deve molto a questa collocazione, non più percepibile nella redazione finale. L'occasione è fornita dalla figura di Federigo Borromeo, cardinale dal 1587 a 23 anni e soprattutto arcivescovo di Milano dal 1595 a 31 anni, che si è appena affacciato nel capitolo precedente in relazione al Conte del Sagrato e sarà di qui a poco, nel primo e nel quarto capitolo del terzo tomo, protagonista di due colloqui indimenticabili, quello con lo stesso Conte, che, illuminato da Lucia, grazie al prelato grossomodo suo coetaneo, ritroverà se stesso e la pace e muterà vita, e quello con il piccolo Don Abbondio, che darà modo a Manzoni di contrapporre la vera Chiesa di Cristo e dei fedeli, sempre minoritaria e isolata, anche quando un suo rappresentante ne occupa i massimi ruoli, a quella di piccolo cabotaggio, classista e conservatrice, sempre prevalente nel Seicento come ai tempi di Manzoni. Forse anche nei nostri? La redazione ultima insisterà ulteriormente in questa direzione, già ora però riconoscibile. Manzoni traccia dell'arcivescovo un ritratto sostanzialmente agiografico, come si nota anche nello stile, ricchissimo qui di strutture ternarie di stampo ciceroniano, che rischia in più di un caso di risultare stucchevole. L'autore stesso se ne rende conto e anticipa che l'effetto potrebbe risultare di, cito, prolissità noiosa, mentre nella redazione finale, dove l'atteggiamento verso il personaggio storico è, sia pur discretamente, più critico, si preoccupa che il suo discorso non paia, cito, un'orazione funebre. Federico è presentato all'insegno di una doppia opposizione con la propria epoca, cito, tempi di somma, universale ignoranza e di falsa e volgare scienza ad un tratto, fra una brutalità selvaggia ed una pedanteria scolastica, e con l'ambiente in cui si trova a crescere, proiettato su di lui nel tentativo di corromperne e svuotarne la carica morale e pastorale. Se il romanzo ritrae una rude, stolida, schifosa perversità, ancora una citazione, l'incontro con l'arcivescovo è paragonato a una sosta, cito, alla frescura d'una oasis ombrosa, dove chi viaggia nel deserto incontra un'evangelica sorgente d'acqua viva. Alle informazioni fornite da Manzoni ne va però aggiunta almeno una generale sulla famiglia. Proveniente dalla Toscana, installatasi anche a Padova, oltre che a Milano, nella cultura italiana e nella fede è ormai stabilmente associata alla figura di Carlo, 1538-1584, proclamato santo nel 1610 dopo essere stato, lui per primo, arcivescovo di Milano, e a quella manzoniana di suo cugino, il nostro Federigo. Ma non si deve dimenticare che la famiglia Borromeo è stata a lungo, ed è forse tuttora, una delle famiglie più ricche e potenti d'Europa. Per patrimonio finanziario, furono banchieri già in Toscana nel XIV secolo e terriero, nonché fra 5 e 600 in particolare per il fondamentale ruolo di controllo sul territorio svolto in una delicata regione di frontiera attorno al Lago Maggiore, sulla quale esercitò una vera e propria sovranità, ancora oggi evidente nella magnificenza monumentale dell'Isola Bella. Il radicamento lombardo e la grandezza della famiglia brillano in particolare in due realizzazioni. Dopo aver studiato a Pavia, Carlo, che sarà ricordato esplicitamente anche per questa sua impresa solo nella redazione definitiva, promosse la fondazione del Collegio per Studenti Universitari, che alla famiglia ancora oggi si intitola ed è legato, capolavoro di Pellegrino Tibaldi, che vi realizza uno dei più bei cortili che si possano ammirare in Italia. Mentre già negli Sposi Promessi Manzoni si sofferma a lungo sulla grande impresa in cui Federigo investì energie e risorse ingenti, la creazione della Biblioteca Ambrosiana, una delle più antiche
aperte al pubblico e forse la più ricca e significativa tra quelle private oggi in attività, dopo, ben inteso, quella apostolica vaticana. Il Santino di Federigo prevede in apertura una presentazione generale di qualità e virtù, poi il percorso di educazione e formazione che culmina nella creazione dell'Ambrosiana ancor più che nell'opera pastorale, che brillerà invece nel 27, nella redazione del 27. Dell'arcivescovo che ama frequentare i dotti o i poveri, le virtù principali, in cui le altre si riassumono, sono la tranquillità e il contegno. E di contro alle abitudini del tempo, cito, Federico fu temperato, aspettatore, ponderato, lento nel credere, nell'operare, nell'affermare. Sembra insomma che non ci siano grandi appigli per un profilo accattivante, se non nella direzione appunto della modestia e dell'umiltà, l'humilitas, motto del cugino Carlo e nelle intenzioni del suo collegio pavese. E quanto segue, a proposito della scarsa fama che il cardinale si guadagnò in vita, continua su questa linea. Fama scarsa nonostante le molte, troppe opere, sulle quali la redazione finale sarà ancora più cauta, e che Manzoni, qui soltanto, giustifica e spiega con la grande distanza da costumi, interessi e temperamenti dei tempi in cui Federigo si trovò a vivere, che furono di vera decadenza culturale, intellettuale e civile. Il discorso apre così una digressione nella digressione, che riguarda i termini in cui nel secolo successivo ebbe luogo il risorgimento della cultura e del gusto letterario. Manzoni si fa allora critico e la sua scrittura si trasforma da celebrativa, a tratti quasi pomposa, a ironica e divertita, addirittura caricaturale, continuando però a utilizzare quegli stessi strumenti retorici che nella sezione per così dire agiografica concorrono all'esaltazione del cardinale, dove se non fosse, come pare, una questione di registro da perfezionare, potrebbe sembrare un tratto di autoironia. La questione aperta su cui Manzoni indugia, e che scomparirà completamente dalla redazione successiva, è quella che riguarda le fonti del buon gusto settecentesco. Proviene da una rinnovata lettura e frequentazione di un classico come il Petrarca e dai rappresentanti della migliore poesia del Cinquecento, oppure deve molto soprattutto alla cultura sviluppatasi in Francia in coincidenza con la decadenza italiana, ovvero nel Seicento dell'amato Bossuet e dei grandi tragici, e poi nella nuova cultura del secolo XVIII? In sintonia con l'illuminismo lombardo del caffè e con la cultura romantica del suo tempo, Manzoni ha una visione negativa del movimento letterario dell'Arcadia e a farne le spese è soprattutto uno dei poeti cinquecenteschi più cari alla stagione primo settecentesca, il napoletano Angelo di Costanzo, che fu anche storico, oggetto del dileggio di cui sentirete tra poco, che trova occasione nel sonetto con incipit «Se non sete empia tigre in volto umano». Tigre, cito, sulla quale è così diviso e combattuto il sentimento della posterità, con quanto segue, fino alla cima dell'ironia, che è quel «non si può a meno di sentire per essa», voglio dire per la tigre, un certo orrore, un rancore vendicativo. Manzoni consente ovviamente con questa seconda opinione, antiarcadica, illuminista, moderna per così dire, che difende anche dalle risibili accuse di lesa italianità, mostrando come si tratti di un patriottismo a senso unico, che non si considera quando si tratti di riconoscere l'influenza che la letteratura italiana esercitò su altre culture. Il ragionamento ancora prosegue con altri corollari, mentre la chiusa torna ai consueti riferimenti metascritturali, al proprio sparuto pubblico e alla finzione di fondo del manoscritto fonte della storia, cui promette ora di restare fedele, senza più mescolarvi del suo. Ascoltatevi questo capitolo, ma mi raccomando non perdetevi il successivo. Legge Anna della Rosa. Giunti a questo punto della nostra storia, noi ci fermiamo per qualche momento con gioia, come il viaggiatore del deserto si indugia a diletto alla frescura ristoratrice d'una oasi ombrosa dove egli abbia trovato una sorgente di acqua viva.
poiché ci siamo avvenuti in un personaggio, la memoria del quale apporta una placida commozione di riverenza, una nuova giocondità anche alla mente che già stia contemplando e scorrendo fra gli uomini i più eletti che abbiano lasciato ricordo di sé sulla terra. Or, quanto più un po' di riposo nella considerazione di lui debba esser giocondo a noi, che da tanto tempo siamo condotti da questa storia per mezzo ad una rude, stolida, schifosa perversità, dalla quale certamente avremmo da lungo tempo ritirato lo sguardo, se il desiderio del vero non ve lo avesse tenuto a forza intento. Federigo Borromeo fu uno degli uomini rarissimi in qualunque tempo, i quali adoperarono una lunga vita, un ingegno eccellente, un animo insistente nella ricerca di ciò che è pudico, di ciò che è giusto, di ciò che è santo, di ciò che è amabile, di ciò che dà buon nome, di ciò che ha seco virtù e lode di disciplina. Nato coi più bei doni dell'animo, il primo uso che egli fece della sua ragione fu di coltivarli con ardore e con costanza, di custodirli con una attenzione sospettosa, come se fino d'allora egli ponesse cura a conservare tutta bella, tutta irreprensibile, una vita che in progresso di tempo avrebbe avute età così splendide. E infatti la vita di lui è come un ruscello che esce limpido dalla roccia e limpido va a sboccare nel fiume. Tutto ciò che si sa di lui è gentilezza e sapienza. Gli errori stessi che la prepotenza dell'universale consenso aveva imposti alla sua mente sono sempre accompagnati e quasi scusati da una intenzione pura. E l'applicazione di esse alle cose della vita è stata per lui un esercizio di tutte le virtù. Fanciullo grave e sobrio, giovane pensoso e pudico, uomo operoso quant'altri mai fosse, senza mai nulla intraprendere, né maneggiare, né condurre a fine per un interesse privato di qualsivoglia genere. Vecchio soave e candido, egli ebbe in ogni età le virtù più difficili, gli ornamenti più rari, ma non in modo che escludessero i pregi più comuni in quella età a tutti gli uomini. Nutrito tra le pompe e lo splendore delle ricchezze, tra quel basso corteggio che coglie i fortunati del secolo alle prime porte della vita per corromperli, per cattivarli, per farli fruttare, egli scerse dai primi suoi giorni che l'umiltà e la staccatezza sono verità e bellezza, e le prescelse. Posto sotto la disciplina del suo celeste cugino San Carlo, in presenza di quella virtù severa e malinconica, l'animo puerile di Federigo non fu disgustato dalla severità e sentì l'ammirazione e la docilità volenterosa per la virtù. Si diede ardentemente allo studio dalla fanciullezza, ma i metodi stolti di insegnamento, ma la confusione e la stoltezza delle cose insegnate, il sopracciglio comicamente grave dei maestri lo svogliarono dall'apprendere. E fu questo, o doveva essere, il primo segno della eccellenza del suo ingegno. Stomacato dei libri e delle lezioni, si diede tutto all'armi e ai cavalli. Ma durò in quegli esercizi soltanto quanto bastasse a mostrarlo disposto ad ogni esercizio che domandi una prontezza di qualunque genere. Il fanciullo voleva sapere e andava interrogando tutti quelli che egli credeva sapienti, e da tutti gli veniva risposto che i libri e la scuola soltanto potevano condurlo alla scienza. Sospinto da questa uniformità di consenso, egli tornò voglioso ai libri ed ai maestri e finì a stare con quelli perseverantemente, vincendo con la volontà le ripugnanze delle quali egli non poteva allora comprendere la ragione profonda. Giovanetto, fra i giovanetti nello studio di Pavia, egli trovò quivi stabilite consuetudini, massime, opinioni che distribuivano lode e biasimo alla differente condotta, e non ne fece alcun conto.
Regolò la sua condotta coi suoi principi, come avrebbe fatto in un eremo, senza esitazione, senza braveria. E solo, dapprima opposto quasi in tutto al tipo prescritto dall'opinione, rifiutando tutte le cose che davano la gloria, facendo quelle che rendevano ludibrio, fu in poco tempo oggetto della venerazione dei suoi condiscepoli. Uomo fatto, poi cardinale, arcivescovo, sempre continuò in quella disciplina, di meditare ciò che fosse il comandato e il meglio, e di eseguirlo, non riguardando nei giudizi degli uomini se non ciò che potesse essere una vera ed utile correzione per lui, o il segno di una irritazione e di una resistenza dannosa ai resistenti, e che potesse essere d'impedimento al bene che egli intendeva di operare. Fu quindi moderato ed umile tra il favore e gli applausi, placido e fermo tra i contrasti, non avendo di mira che la cosa da farsi e il perché e l'effetto. Veduta la bellezza, l'utilità e la possibilità d'un disegno, egli lo intraprendeva, ne curava attentamente il complesso e i minimi particolari, con quella unità di attenzione che non sorprende chi rifletta alla unità che egli aveva del fine. Edificò dai fondamenti la biblioteca a cui volle dare il nome di Ambrosiana. La dotò di libri, di manoscritti, di macchine, di monumenti d'arte. Vi raccolse professori e nello stesso tempo poneva cura che le reliquie della sua mensa, piuttosto povera che frugale, fossero diligentemente raccolte e date ai poverelli. Tutto era per lui benevolenza e cura degli altri. Così egli chiamò da lontano professori di lingue orientali per introdurre, se avesse potuto, ogni coltura in quella rozza, ostinata e presuntuosa barbarie nella quale egli sentiva di vivere. Spedì uomini dotti quanto allora si poteva per l'Italia, per la Francia, per la Germania, per la Spagna, per la Grecia, nella Soria, a fare incetta di libri, di manoscritti, di ogni cosa che potesse essere strumento di studio e di coltura, e diede ad essi istruzioni, avviamenti, consigli. Qui il manoscritto presenta una lacuna e riprende. Così amava egli oltre ogni compagnia quella dei dotti e dei poveri, per vivere sempre nell'esercizio delle sue più nobili facoltà. E da tanta operosità, da tante cure del suo ministero, da tanti impicci in cui era tirato dalla confusione, che in quelle cure stesse avevano introdotta la confusione delle idee e le passioni degli uomini, egli sapeva togliere ancora assai tempo per impiegarlo nello studio degli scritti i più stimati di qualunque tempo e di qualunque nazione, e nel lavoro dei molti scritti che egli ha lasciati. Noi non vogliamo qui esaminare tutti i pregi di quest'uomo. Basti il dire che egli ebbe principalmente le virtù più difficili, cioè le più opposte ai vizi che signoreggiavano la generazione dei suoi contemporanei. Già forse l'amore dell'argomento ci ha trasportati ad una prolissità noiosa. Ma non possiamo a meno di non avvertire una di queste virtù, perché è quella che non certo per la sua importanza, ma per la rarità ci sembra degna di osservazione, ed è la tranquillità e il contegno mirabile di Federigo. In un tempo in cui opinioni, fatti, discussioni, odi, amicizie, delitti, giudizi, tutto era avventato e precipitoso, in cui le virtù stesse avevano qualche cosa, per dir così, di spiritato e di fantastico, Federigo fu temperato, aspettatore, ponderato, lento nel credere, nell'operare, nell'affermare, tutto condì con una temperanza che raddolcì in parte quell'impeto indisciplinato, e fu, se non altro, ammirata da quegli stessi che ne erano incapaci.
È cosa degna di maraviglia e di osservazione che il nome di un tal uomo, già ai nostri tempi, in una posterità così poco remota, sia, non dirò dimenticato, ma certo non ripetuto così sovente come si fa degli uomini più illustri. Che a questo nome sia appena associata un'idea languida d'un merito incerto, d'una eccellenza indeterminata, che questo nome, pronunziato fuori della patria di Federigo e della società di quelli che più particolarmente si applicano alle cose nelle quali egli fu attore, o passi inavvertito o riesca anche nuovo, e invece di risvegliare la memoria di una rara preminenza, faccia nascere la curiosità di sapere che abbia fatto colui che lo portava, e che l'elogio che noi vi abbiamo unito abbia avuto bisogno di schiarimento e di prove. E forse ancor più stupore deve nascere al pensare che un uomo dotato di nobilissimo ingegno, avido di cognizioni e perseverante nello studio, sommamente contemplativo e nello stesso tempo versato nelle società più varie degli uomini e attore in affari importanti, abbia posta ogni cura nel comporre opere d'ingegno, ne abbia lasciato un numero che lo ripone tra i più fecondi e i più laboriosi, e che queste opere d'un uomo che aveva tutti i doni per farne d'immortali non siano ora quasi conosciute che dai loro titoli, nei cataloghi di quegli scrittori che tengono memoria di tutto ciò che è stato scritto in un tempo, in un paese. Ma la spiegazione di questo fenomeno si può forse trovare nella condizione dei tempi in cui scrisse Federigo. A produrre quelle parole o quei fatti che rimangono presso ai posteri oggetto di una ammirazione popolare, non basta la potenza di un ingegno né la costanza di una volontà. È d'uopo che queste facoltà possano esercitarsi sopra una materia alla quale abbia da sé qualche cosa di splendido, di memorabile. Gli uomini di tutte le età rimasti insigni giunsero a quel grado di fama o accompagnati da una folla d'uomini non insigni come essi, ma pure partecipi dei loro studi, curiosi delle stesse cognizioni, ornati in parte della stessa cultura, o almeno combattendo contra errori, abitudini, idee che avessero qualche cosa di importante, di problematico. In quelle dottrine che sono un esercizio perpetuo dell'intelletto umano, trovarono, insomma, una massa di notizie e di opinioni, un complesso di coltura sul quale fondarsi, dal quale progredire, al quale applicare gli aumenti e le correzioni per cui la memoria del genio rimane. Che seppure è viva, tuttavia, la fama e le opere di uomini vissuti in tempi rozzissimi, lo è perché quei tempi erano sommamente originali, e quelle opere ne conservano il carattere e mostrano ai posteri un ritratto osservabile d'una età che nessun'altra cosa potrebbe rappresentarci. Ma Federigo Borromeo visse in tempi di somma universale ignoranza e di falsa e volgare scienza ad un tratto, fra una brutalità selvaggia ed una pedanteria scolastica, in tempi nei quali l'ingegno, che per darsi alle lettere, a qualunque studio di scienza morale, cominciava, ed è questa la sola via, ad informarsi di ciò che era creduto, insegnato, disputato, a porsi a livello della scienza corrente, si trovava ingolfato, confuso in un mare tempestoso di assiomi assurdi, di teorie sofistiche, di questioni alle quali mancava per prima cosa il punto logico, di dubbi frivoli e sciocchi come lo erano le certezze. Non v'è ingegno esente dal giogo delle opinioni universali, e già una parte di queste miserie diventava il fondamento della scienza degli uomini i più pensatori, che se anche i più acuti, profondi fra essi avessero veduta e detestata tutta la falsità e la cognizione di quel sapere, avessero potuto sostituirgli il vero, giungere al punto dove si trovano le idee e le formule potenti, solenni, perpetue, a chi avrebbero eglino parlato?
E chi parla lungamente senza ascoltatori? Il genio è verecondo, delicato e, se è lecito così dire, permaloso. Le beffe, il clamore, l'indifferenza lo contristano. Egli si richiude in sé e tace. O, per dir meglio, prima di parlare, prima di sentire in sé le alte cose da rivelarsi, egli ha bisogno di misurare l'intelligenza di quelli a cui saranno rivelate, di trovare un campo dove sia tosto raccolta la sementa delle idee che egli vorrebbe far germogliare. La sua fiducia, il suo ardimento, la sua fecondità nasce in gran parte dalla certezza di un assenso, o almeno di una comprensione, o almeno di una resistenza ragionata. Veggansi, per esempio, le opere di eloquenza di due sommi ingegni, vissuti in circostanze ben diverse, nella età posteriore a quella di Federigo: Segneri e Bossuet. Veggasi quali idee, quale abitudine di linguaggio, quali pregiudizi anche suppongano le orazioni funebri di questo negli ascoltatori di quelle. Veggasi dalle prediche del Segneri che opinioni egli doveva distruggere, in che sfera di idee egli doveva attingere i suoi mezzi, le sue prove, per persuadere quegli ingegni, a quali costumanze egli doveva alludere. Nella differenza dei due popoli ascoltanti è certamente in gran parte la spiegazione della somma distanza fra le opere dei due ingegni, ognuno dei quali era grande. Prima che un popolo, il quale si trova in questo grado di ignoranza, possa produrre uomini per sempre distinti, è d'uopo che molti sorgano a poco da quella universale abiezione, che riportino sugli errori, sulla inerzia comune, molte vittorie d'ingegno difficili e che saranno dimenticate, che attirino con grandi sforzi le menti a riconoscere verità che sembrano dover esser volgari, che preparino agli intelletti venturi una congerie di idee delle quali o contra le quali si possano fare lavori degni di osservazione e che finalmente col progresso, con la esattezza, con la fermezza e perspicuità delle idee migliorino a poco il linguaggio comune, di modo che i sommi ingegni possano avere uno strumento che renderanno perfetto, ma che pure hanno trovato adoperevole. Possano, per quell'istinto d'analogia che ad essi soli è concesso, arrivare a quelle formule inusitate ma chiare, ardite ma sommamente ragionevoli, con le quali sole possono vivere i grandi pensieri. Questo fa d'uopo, ovvero che la coltura più matura, più perfezionata d'un altro popolo venga ad educare quello di cui abbiamo parlato. Allora gli ingegni singolari, attirati dalla luce del vero, da qual parte ella si mostri, si levano dalla moltitudine dei loro concittadini e tendono al punto che essi scorgono il più alto. Cominciano allora le ire di molti e i lamenti di altri contra l'invasione delle idee barbare, contra la dimenticanza delle cose patrie, contra la servilità agli stranieri, contra il pervertimento del linguaggio e del gusto. E non si può negare che queste ire e questi lamenti non atterriscano alcuni e non gli contristino a segno di far loro abbandonare la via di uno studio intrapresa, giacché farli ritornare al falso conosciuto è cosa impossibile. Ma va pure di quegli ingegni ai quali è, per così dire, comandato di fare. E questi, tenendosi in comunicazione con un'altra età o con un'altra società d'uomini, dicono ai loro contemporanei cose che questi ascoltano dapprima con disprezzo e con indifferenza, quindi in parte pure con qualche curiosità, quando la fama viene dallo straniero ad avvertirli che fra loro v'è uno scrittore. Imparano un poco, ma a loro grado, e sono poi quasi tutti concordi sul merito dello scrittore, quand'egli ha dato l'ultimo sospiro. Così, un secolo forse dopo, Federigo cominciò a rinascere in Italia un po' di coltura, e fra quella a sovrastare alcuni scrittori dei quali vivono le opere e la memoria.
Ma i principi di quel risorgimento non furono un progresso, un perfezionamento delle idee allora dominanti. Fu una nuova cultura introdotta in opposizione alle idee predominanti, sul che tutti concordano. Ma intorno alla sorgente di questa nuova cultura va due opinioni estremamente disparate. Alcuni, anzi moltissimi, hanno creduto e detto che dal fondo della ricchezza letteraria del secolo XVI e dai pochi sommi scrittori più antichi siano state tolte le idee le quali hanno rinovellato lo spirito della letteratura e ricondotto il colto pubblico al senso comune, e che principalmente dai canzonieri del Petrarca e del Costanzo sia stata tolta la luce che dissipò le tenebre del Seicento. Infatti i primi riformatori si posero, come alla faccenda più premurosa, ad imitare quelle rime che l'immortale Costanzo vergò per placare, se fosse stato possibile, quell'empia tigre in volto umano sulla quale è così diviso e combattuto il sentimento della posterità. Poiché, quando si pensa ai dolori intimi, incessanti, cocenti, che quella tigre fece tollerare a quel celebre sventurato, non si può fare a meno di non sentire per essa, voglio dire per la tigre, un certo orrore, un rancore vendicativo. Ma quando poi si venga a riflettere che senza quei dolori non sarebbero stati partoriti quei sonetti e quelle canzoni, che senza quei sonetti e senza quelle canzoni l'Italia si rimarrebbe forse tuttavia nell'abisso del gusto perverso, allora si prova una certa non solo indulgenza, ma riconoscenza per colei che con la sua crudeltà fu occasione, fu causa d'un tanto utile e glorioso effetto. Si vede allora quanto sia vero che le grandi cognizioni non vengono all'intelletto degli uomini che per mezzo di grandi dolori. Questo è detto nell'ipotesi di coloro i quali tengono che la rivoluzione nelle lettere, il ritorno ad un certo qual senso comune che ebbe luogo nel principio del secolo XVIII, abbia cominciato dalla poesia e sia venuto nella poesia dallo studio ripreso dei cinquecentisti e del Costanzo in ispecie. Ma non si deve dissimulare che va alcuni altri, pochissimi invero, i quali tengono invece che la lettura degli insigni scrittori francesi che fiorirono appunto nel tempo in cui le lettere in Italia erano più stolide e più vuote, cominciò a risvegliare alcuni italiani, a dar loro idea d'una letteratura nutrita di ricerche importanti, di ragionamenti seri, di discussioni sincere, di invenzioni che somigliassero a qualche cosa di umano e di reale, diretta a far passare nell'ingegno dei lettori una persuasione ragionata di chi scriveva, a condurre i molti ad un punto più elevato di scienza, di sentimento, a cui erano giunti alcuni con una meditazione particolare. Tengono costoro che questi italiani cominciarono ad imparare dalla lettura di quei libri e furono dal confronto nauseati degli scritti, dei giudizi, degli intenti, dei metodi, delle riputazioni, di tutta, insomma, la letteratura italiana di quel tempo. E cominciarono a porre essi nei loro scritti una cura più esatta a cercare un vero importante, e lo fecero con una mente più disciplinata, più addestrata a questa ricerca, e diffusero a poco nei cervelli dei loro concittadini il buon senso che avevano attinto. Questa tengono essi che fosse non solo la cagione, ma la principale, la prossima, della rivoluzione generale e osservabile nel gusto letterario degli italiani. I pochi, i quali tengono questa opinione, si trovano in un bell'impiccio, perché, mettendola fuori, sono certi di acquistarsi il titolo di cattivi cittadini e fanno compassione, perché è doloroso il trovarsi tra la necessità o di negare la verità conosciuta o di acquistarsi un titolo brutto e odioso. E in verità noi vorremmo avere qualche autorità, qualche appicco, qualche entratura coi loro avversari per poterli pregare di provare soltanto con ragioni di fatto che quella opinione è falsa.
e di lasciare da banda quel titolo affatto estraneo alla questione e fuori di proposito. E infatti, se fosse a proposito, dovrebbe applicarsi a tutti gli uomini di qualunque nazione siano, i quali riconoscano che la loro possa essere stata coltivata con gli studi d'un'altra. Ora, noi non applichiamo generalmente questa misura, poiché quando troviamo negli scritti d'un francese quella opinione che la Francia barbara, incolta, abbia ricevuto la luce delle lettere per mezzo dei grandi scrittori d'Italia, noi non chiamiamo quella opinione una ingiuria fatta da quegli scrittori alla loro patria, ma una generosa confessione del vero. Non li chiamiamo cattivi cittadini, ma uomini veggenti, candidi, imparziali. Ricordiamoci adunque che l'adoperar peso e peso, misura e misura, è cosa abominevole. E siamo coi nostri così giusti e indulgenti come siamo con gli stranieri. Senza pregiudizio, però, giova a ripeterlo, delle buone ragioni che si potranno dire quando a Dio piaccia, per provare a questi nostri che pigliano un granchio. Per vedere una volta quale di queste due opinioni sia la più ragionevole, bisogna esaminare due gran fatti, o due serie di fatti. La prima, in che consistesse principalmente la corruttela delle lettere nel Seicento. Se questa corruttela sia stata una deviazione forzata dalla via tenuta nel Cinquecento, quali idee si siano perdute, quali pervertite da un secolo all'altro. Giacché la corruttela delle lettere non può essere altro che smarrimento o pervertimento di idee, a meno che non si voglia mettere una letteratura che non sia composta di idee. L'altra, quali, dopo quella abominazione del Seicento, siano state le idee introdotte negli scritti italiani, le quali hanno riprodotta una letteratura ragionevole e splendida, hanno avvertita l'Europa che le lettere in Italia non erano più come lo erano state per un secolo, una buffoneria e un mestiere guastato. L'hanno costretta a rivolgersi con attenzione a questa parte per udire con la speranza di una istruzione, d'un diletto razionale, quali siano le idee uscite dall'Italia e ricevute in parte del patrimonio comune della cultura europea. Raccolti i sommi capi di queste idee della letteratura italiana risorta, bisognerà ancora cercarne la sorgente, vedere se siano state riprese, svolte dagli scritti del Cinquecento o da che altra parte siano venute a fare impeto nella letteratura italiana. Quanto alla prima questione, ma qui una buona ispirazione ci avverte che siamo fuori di strada, che musando così in ciarle di discussione, mentre si tratta di raccontare, noi corriamo rischio di perdere. Abbiamo forse già perduti i 3/4 dei nostri lettori, cioè almeno una trentina. Tanto più che questa fatale digressione è venuta appunto a gettarsi nella storia nel momento il più critico, sulla fine d'un volume, dove il ritrovarsi ad una stazione è un pretesto, una tentazione fortissima al lettore di non andar più innanzi, dove è mestiere di una nuova risoluzione, d'un generoso proposito per riprendere e quasi ricominciare il penoso mestiere del leggere. Noi tronchiamo dunque subitamente questa digressione, pregando quei pochi i quali l'avessero letta fin qui a fare le nostre scuse a quelli che per noia avranno gettato il libro a mezzo di questo capitolo, pregandoli anche di assicurarli che saltando tutto il capitolo avrebbero la continuazione della storia e di prometter loro in nostro nome che noi vi ci getteremo in mezzo a pie pari al principio del primo volume, che la continueremo senza interruzione, seguendo fedelmente il manoscritto e mescolandovi del nostro il meno che sarà possibile.